La pioggia non fa più dormire gli abitanti di Monteforte d'Alpone, importante centro vinicolo veronese. L'alluvione del 2010 ha lasciato i nervi scoperti alla popolazione che ieri notte nel quartiere di via Tintoretto si è ritrovata di nuovo sommersa dal fango. È bastata una pioggia battente di circa un'ora per far cedere pochi metri di argine dello scolo Mutti, uno degli affluenti del torrente Alpone, e il fango si è riversato nel quartiere dove i residenti hanno passato notte e giorno a tentare di mettere in salvo mobili, elettrodomestici e cose quotidiane, masticando rabbia e rassegnazione. E non è giusto, no? Dovrebbe vergognarsi a mandarci le tasse a pagare. Seguire i fossi, i fiumi e vedere cosa, alzare gli argini, quello che serve insomma. Stanotte è arrivato la protezione civile, attaccare le pompe, buttare i pozzetti e i pozzetti non funzionano, non neanche uno. Dunque questo è grave. Dai cittadini che paghiamo le tasse e crediamo essere a posto, invece bisogna sempre dormire con l'antenna là. Non è vita. Non ha vita, no, non ha vita. Il problema è sempre il fango, anche l'altra volta nel 2005. Siete mai tranquilli qua? Qua quando piove non si dorme. Lo scolo Mutti aveva già rotto l'argine nel 2005. Il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta lo aveva messo in buona parte in sicurezza alzandone la sponda. La rottura è avvenuta proprio poco prima della barriera posata in pietra. Si è convenuto di mettere in sicurezza con dei lavori di somma urgenza almeno altri 80 metri in modo tale da mantenere la tranquillità per i residenti che abitano dietro questo scolo. Ancora non è stata fatta la conta dei danni che hanno interessato una decina di famiglie. I vecchi del paese, oltre a lamentare i pochi lavori di manutenzione ai corsi d'acqua, fanno notare come negli ultimi anni siano aumentati a dismisura i vigneti di uva garganega, siamo in zona DOC del Soave, impiantati su terreni dove prima correvano scoli consorziali.